E adesso l'attività delle scuole, ci spostiamo a Palma di Montechiaro, dove le classi terza D e terza E del liceo tecnico informatico dell'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro sono state in visita al Tribunale di Agrigento, hanno attinto informazioni sul suo funzionamento, poi hanno incontrato e intervistato la Commissione Pari Opportunità. Se poteste spiegare la vostra missione in una frase semplice, quale sarebbe? Sarebbe quella appunto di favorire le pari opportunità e di eliminare le discriminazioni. Quindi se c'è qualche difficoltà nei confronti della nostra professione da parte di colleghi, noi dobbiamo cercare di agevolarla e superare queste difficoltà. Poniamo il caso che un ragazzo o una ragazza si sentono discriminati a scuola o sul lavoro. Qual è la prima cosa che dovrebbero fare? Sicuramente parlarne con gli adulti, con gli insegnanti, con le persone che possono aiutarli e non chiudersi in se stessi, mai, assolutamente. Bisogna confrontarsi e parlarne. Ci sono delle leggi in Italia che tutelano chi subisce discriminazioni? Ci sono moltissime leggi, ovviamente non possiamo enumerarle, ma in primis citiamo la legge per eccellenza, che è l'articolo 3 della Costituzione, che appunto stabilisce che siamo tutti uguali per razza, per sesso, per religione. Quindi diciamo questa è la legge madre, l'articolo madre della nostra Costituzione, dalla quale partire per poter evitare ogni tipo di discriminazione in tutti i campi e in tutti gli ambiti. Spesso si dice che certe battaglie si vincono più con la cultura che con le leggi. Siete d'accordo? Assolutamente sì. Le leggi ci stanno per regolare il vivere civile, la cultura, l'apertura mentale, il confrontarsi con gli altri, il parlare, dialogare con gli adulti, con chi diciamo ha una visione diversa rispetto a quella che possiamo avere noi o che possono avere magari i ragazzi in un ambito che può essere ristretto, nell'ambito di una piccola collettività, di un piccolo paese, laddove magari ci si fa condizionare da retaggi culturali appunto. È molto importante, quindi il discorso culturale, la cultura, dove per cultura non intendiamo soltanto il sapere letterario, ma si intende altresì l'apertura mentale, appunto ripeto di nuovo, il confrontarsi con gli altri ed avere delle idee che vadano al di là di quelli che sono i confini del nostro microcosmo. Se poteste dare un consiglio ai ragazzi e alle ragazze di oggi per costruire una società più equa, quale sarebbe? Mi devo ripetere rispetto alla domanda precedente, il consiglio è quello di non limitarsi a vivere e a pensare diciamo rispetto a quello che è il nostro piccolo mondo, ma andare oltre, cercare di spaziare con la mente, con i libri, non soffermarsi soltanto purtroppo lo devo dire, ai social che ci condizionano e che ci fanno comunque ci rappresentano una realtà che è spesso falsata, quindi spaziare con le vostre menti, spaziare al di là di quelli che sono i piccoli confini. Quindi il mio consiglio è questo, cercare in voi stessi di aprire un mondo che è diverso da quello che spesso ci vogliono imporre con i social. Quindi il mio consiglio sono libri, lettura, cultura, musica, arte, aprirsi a tutto quello che poi è un po' il mondo diciamo tradizionale. Pari opportunità vuol dire anche condivisione dei compiti in casa. Secondo voi oggi c'è più equilibrio o siamo ancora nella mentalità del la donna cucina e l'uomo guarda la TV? Io credo che adesso si siano fatti dei grandi passi avanti, ancora tanti se ne debbono fare, però vedo tra le coppie giovani che c'è questa condivisione di lavoro e di incarichi, perché ormai le donne lavorano quasi tutte fuori casa e quindi è necessario che vi sia anche l'aiuto da parte dell'uomo in casa, mentre prima il retaggio culturale qual era? L'uomo lavorava fuori casa, la donna si occupava della famiglia, della casa e dei figli. Adesso da quando le donne ci siamo emancipate, abbiamo iniziato anche a lavorare fuori, ovviamente abbiamo necessità di avere un aiuto, un supporto e spesso lo si trova nei nostri compagni. Se poteste abolire con un colpo di penna un'ingiustizia legata al genere, quale sarebbe la prima cosa che cancellereste? Io penso che cancellerei la differenza uomo-donna, ma vorrei parlare di persona.
Le persone sono tutte uguali, non c'è differenza tra genere e genere, le donne hanno un cervello uguale a quello degli uomini, gli uomini hanno un cervello uguale a quello delle donne, quindi dobbiamo cominciare a pensare, avere questa visione, di avere di fronte a noi delle persone, indipendentemente dal loro sesso, dal loro orientamento sessuale, dalla loro religione o anche dalle loro idee politiche, perché no?